I bambini insegnano la sicurezza agli adulti. Grazie a una programmazione condivisa tra la Polizia di Stato, la Polizia Locale, Arma dei Carabinieri, la Prefettura, la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, le docenti della scuola di Bertiolo con l'atellierista Cristina Fabbro, insieme alle insegnanti Marisa Iuri e Maria Teresa Liusso, è stato presentato il compendio illustrato Caramelle no grazie. I bambini spiegano la sicurezza agli adulti, elaborato dagli alunni del quinto anno della scuola primaria di Bertiolo, le elementari, istituto comprensivo di Codroipo, risultato dagli incontri che si sono tenuti con gli alunni in seguito alla presentazione di un progetto di educazione alla legalità. Tra tutte le autorità convenute alla presentazione del libro si titola l'assessore regionale alle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia Paolo Panontin. Giornata importante in cui è stato presentato un progetto curato dai comuni, da diversi comuni del Medio Friuli, con capofila Codroipo, in cui è stato presentato questo importante volume, un volume curato dai bambini dell'istituto comprensivo che hanno realizzato una pubblicazione volta a comunicare il concetto di sicurezza e di legalità appunto con le parole e con le immagini curate dai bambini. Un progetto innovativo che io considero intelligente e che potrà essere modello di riferimento anche per altre realtà territoriali della nostra regione e mi auguro ovviamente anche oltre i confini della nostra regione. È stato curato in maniera molto attenta anche sotto il profilo della grafica e rappresenta un importante segnale di collaborazione e cooperazione tra scuola, pubbliche amministrazioni, tutte, dagli enti locali territoriali alla regione, alla prefettura, alle forze di polizia, e quando tutti lavorano insieme per un obiettivo di solito i risultati sono sempre importanti. Per il Ponte News, Marco Mascioli.